Sono Silvia Podrecca, sono di Buttrio, vivo qui sin dalla nascita e ho 28 anni. Sono un'arpista, questo è il mio strumento e lo suono ormai da 20 anni. Ho iniziato da bambina e diciamo che la passione mi è nata così, un po' è un mistero, l'origine dell'idea di questo strumento, però non sono mai scesa a compromessi, ho voluto suonare l'arpa e sono riuscita a entrare anche in conservatorio nel 2002. Nell'età di circa 10 anni sono entrata al Conservatorio di Udine, Jacopo Tomadini, sotto la guida della professoressa Patrizia Tassini e ho, seguito il percorso di studi del vecchio ordinamento che consisteva in 9 anni di corso. Quindi nel 2011 mi sono diplomata col massimo dei voti e poi ho deciso di continuare sempre a Udine il percorso invece di biennio, perché nel frattempo avevano equiparato gli studi del conservatorio, quindi dell'alta formazione artistica e musicale, alle università. Quindi mi sono iscritta al biennio, che sarebbe il master, e grazie appunto a questa equipollenza con gli studi universitari ho potuto anche iscrivermi al progetto Erasmus. Quindi nel 2012 sono stata 6 mesi a Düsseldorf in Germania a studiare appunto arpa con la professoressa Trani e invece l'anno successivo ho approfittato anche del progetto Erasmus Placement, per cui sono stata 6 mesi a Duisburg, che è una città appunto vicina a Düsseldorf, a proprio lavorare, fare una specie di tirocinio in orchestra. Nel 2014 mi sono diplomata nuovamente in conservatorio, questa volta diploma accademico di secondo livello, che sarebbe, guardando il mondo universitario, una specie di laurea magistrale. E in questo periodo un po' più di perfezionamento il mio interesse è andato più verso il lavoro di professore d'orchestra, quindi di arpista in orchestra, piuttosto che invece arpista concertista e quindi ho iniziato a fare le prime esperienze in orchestra in Italia e poi appunto un pochino anche all'estero agli inizi, e quindi in Italia per fare esperienza in orchestra, nelle orchestre lirico-sinfoniche, bisogna fare regolarmente delle audizioni, che sarebbero delle specie di concorsi con i quali si può risultare idonei e quindi si può avere la possibilità di avere dei piccoli contratti e di lavorare quindi in queste orchestre. Quindi dal 2013 circa ho iniziato a fare queste audizioni e quindi poi ho avuto la possibilità di suonare nei teatri dove sono idonea, possiamo dire così, sono Bari, poi c'è Cagliari, il Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, il Comunale di Bologna, l'orchestra anche della RAI di Torino e poi l'Arena di Verona. Posso raccontare alcune delle mie esperienze un po' più particolari fatte con varie orchestre. Diciamo che una che va un po' fuori l'ambito della musica classica sono stati 2 concerti fatti con l'Orchestra Nazionale dei Conservatori, che accompagnava appunto Cocciante alle Terme di Caracalla di Roma e al Teatro Greco di Taormina nei suoi cavalli di battaglia, e appunto Cocciante canta Cocciante. Poi qualche anno più tardi sono stata con l'orchestra dell'Accademia al Teatro La Scala in una tournée negli Emirati, quindi ad Abu Dhabi, e abbiamo fatto anche lì un gala d'opera, d'arie d'opera. E poi con l'orchestra giovanile italiana, una cosa molto interessante, è stata una prima mondiale di un'opera scritta e diretta da Piovani, che abbiamo eseguito al Festival di Ravenna. Qualche anno fa ho fatto una tournée col Teatro Petruzzelli di Bari, dove siamo stati più o meno 2 settimane in Giappone a suonare la Turandot e il Trovatore,
E la più recente che forse mi avrete anche visto, chissà, su Rai 1 era andato in onda il concerto di Natale del 2019 da Assisi, quindi ero l'arpista, in quel momento l'arpista dell'Orchestra Nazionale della Rai. In conservatorio a Udine, grazie appunto alla professoressa Cassini, ho potuto avere la possibilità e anche il grande piacere di suonare nel gruppo di arpe che si chiama Il Ventaglio d'Arpe, e con questa diciamo orchestra particolare composta da più o meno 20 arpe abbiamo fatto più di 100 concerti in Italia, all'estero, e appunto abbiamo anche eseguito una diretta per Radio Vaticana. Sono andata a suonare alla Valle dei Templi in Sicilia, ad esempio abbiamo fatto una tournée in Croazia, in Albania, e quindi diciamo che è una cosa unica nel suo genere, molto particolare, e sono molto felice e onorata di esserne parte sin dagli albori nel 2004. Un momento storico, diciamo, in Italia non tutte le orchestre diciamo stabili, quindi le orchestre dei grossi teatri lirico o sinfonici, non tutte hanno purtroppo una posizione di arpista. Quindi l'unica possibilità, come vi dicevo, era quella di fare le audizioni, però per una carriera, diciamo, verso un lavoro fisso, ho dovuto iniziare a cercare un po' all'estero. All'estero ho vinto un'audizione nel 2016 alla Deutsche Oper di Berlino, che mi ha permesso di fare 2 anni da accademista, quindi una specie di tirocinio, però io proprio avevo delle lezioni con le arpiste del teatro e suonavo con l'orchestra dell'opera di Berlino, e questa è stata, diciamo, una delle migliori in assoluto esperienze nella mia carriera, e mi ha aperto poi le porte nel mondo proprio professionale, perché era un biglietto da visita d'oro, diciamo. E nel 2018 ho concluso questo percorso e subito quell'anno sono riuscita a vincere il posto di prima arpa in un'orchestra sinfonica a Budapest, e diciamo la fortuna un po' girava, ero bella in forma, e subito nel 2019 ho vinto invece il concorso ad Hannover in Germania come arpista presso appunto il Teatro dell'Opera, dove attualmente lavoro. Mi sono avvicinata con molto interesse all'orchestra perché mi aveva affascinato, le prime esperienze che ho fatto in orchestra mi avevano affascinato, e è una dimensione unica, quello di suonare insieme con altre persone, e diciamo che si basa sulla collaborazione di certo, ma anche proprio sul rispetto reciproco e sul abbattere qualsiasi barriera esista fra le persone per creare un progetto, creare un'emozione comune, creare appunto un brano, un'opera, una sinfonia, ecco. Quindi è una cosa che mi piace molto esserne parte, ed è per questo che appunto ho seguito questa strada. E per me l'arte è davvero un linguaggio un po' universale, cioè tutti possono fruirne, lo possono magari interpretare in maniera diversa, però è comprensibile a tutti, diciamo, l'arte nella sua interezza. Ed è anche interessante forse pensarlo come un po' un paradosso, perché è sia immortale, cioè noi viviamo comunque e possiamo anche usufruire, diciamo, guardare, toccare l'arte anche di secoli fa, però è anche nello stesso tempo effimero, perché un concerto, voglio dire, è il momento di un concerto e poi sparisce, non è una cosa che si può prendere, toccare. La musica può sia far consapevolmente rinascere dei ricordi oppure far scaturire delle emozioni, però allo stesso tempo in maniera un po' inconsapevole noi la percepiamo anche proprio fisicamente, quindi le onde sonore hanno anche un effetto su di noi che magari non ce ne rendiamo conto, ed è per questo anche che esiste la musicoterapia, ed è per questo che magari in questo anno e mezzo di pandemia è proprio un po' quello che manca, proprio il vivere il momento del concerto, ad esempio, e poterne beneficiare gli effetti
effetti a 360 gradi.